Anche il calcio non è immune ad un mondo in continua evoluzione alla ricerca di metodologie di lavoro sempre più innovative ed efficaci. Su queste tematiche si è concentrato l'incontro di aggiornamento per gli allenatori promosso dalla sezione AIAC del Tigullio. Ospite della serata Archimede Graziani, allenatore dell'Avellino Calcio. Il calcio non può e non deve rimanere sempre il solito. Le necessità e gli studi nuovi hanno portato a nuove metodologie di lavoro e quindi attraverso anche una fisiologia umana di tutto quanto viene poi programmato il lavoro quotidiano. Il ruolo dell'allenatore si armonizza con quello di uno staff tecnico che lavora per una settimana intera per poi cogliere i frutti durante la partita. Dove inizia con lo studio della settimana, quali sono i mezzi da dover allenare e soprattutto a seconda del momento e dei risultati che vengono fatti alla domenica. Quindi è un aspetto che coinvolge sia la metodologia che l'aspetto programmatico che mentale. Un settore in crescita è quello del calcio femminile che, non senza fatica, sta prendendo piede anche in Italia. L'Italia attualmente è indietro, non lo era magari una ventina di anni fa, perché le nazionali hanno partecipato ai campionati del mondo e poi sono stati anni di blackout, quest'anno si è qualificata la nazionale mondiale che sarà nel 2019 in Francia. Si tratta di recuperare un gap che attualmente c'è sicuramente e che è figlio comunque di una certa, tra virgolette, arretratezza del nostro mondo. Infine, visto il contesto chiavarese dell'incontro, un pensiero è andato anche alla vicenda della Virtus Entella. Se c'è una società seria nel panorama calcistico italiano, perché è gestita da un presidente importante, da una persona per bene, e quindi secondo me l'Entella gli è stato levato tutto quello che il calcio italiano poteva levargli, però sono certo che le persone e soprattutto il presidente ma anche i direttori e tutto quanto sono pronti a riportare l'Entella dove merita.